Tezze sul Brenta, via Los, via Volta, via Primo Maggio, Rossano Veneto, Cassola, ma anche Bassano e Pianezze. Cresce l'allarme per l'escalation di furti che si registra nel Bassanese, un bollettino di guerra e la gente è preoccupata ed esasperata. Ieri sera i ladri sono stati visti e messi in fuga dai residenti di via Volta. Erano qua nell'angolo della vicina, sono saltati fuori e la suocera se l'è trovata davanti. Ecco. Una persona però ha detto che sono passati poi con una macchina ed erano i tre. Macchina scura e ecco, tutto qua. Un po' di paura. Ieri sera io, se avevo un qualcosa, se lo vedevo io, avevo un qualcosa in mano, glielo davo nella testa. Anche in casa, se vengono in casa, è giusto che ci difendiamo, giusto? O me o te. L'uomo indossava un berretto che gli copriva parzialmente il viso. La signora, che lo ha visto uscire dal giardino di questa villetta, gli ha urlato di andarsene. Perché rubi nelle nostre case? Ha gridato mentre l'uomo si allontanava verso l'auto con a bordo i complici. E quella che avete di là li ha visti? Li ha visti, cosa fai in casa di altri qua e là? E lui è partito comodo, è andato in macchina e sono andati via. E abbiamo visto uno saltare la mura e poi è andato, la signora di là l'ho anche seguito. Abbiamo cercato ma era scuro comunque. Che macchina? Adesso non mi ricordo più che macchina. Comunque era una macchina abbastanza grossa. Forse si tratta della stessa banda che qualche giorno fa ha agito a Campagnari in via Primo Maggio, dove è stata svaligiata un'abitazione. Anche in quel caso è stato il coraggioso intervento di un residente a mettere in fuga i malviventi. La paura c'è e anche sui social le denunce si moltiplicano. Hanno tentato di entrare anche a casa sua? Penso di sì, ho sentito un rumore come di un seghetto, no, che tagliava, e ho aperto la porta interna e dopo forse è scappato. I ladri colpiscono soprattutto nella fascia oraria tra le 5 e le 7 di sera. È importante segnalare alle forze dell'ordine persone e macchine sospette. Così 4 chiudo tutto perché puoi arrivare a qualsiasi momento. Anche se ti sei dentro, se ha paura e basta.